stato Renzo? Caro Leandro, Siamo di casa. siamo sempre... Settimana prossima facciamo un torneo a Badia, Lendinara. Va bene, Lendinara? Lendinara. La capitale... La piccola Atene, come piccola dicono Atene, loro. come a loro piace. Allora, visto che parliamo di Alto Polesine, ma secondo te è un fatto positivo? Beh, sicuramente sì. Amazon che sbarca in Polesine con un'installazione gigantesca che parlano qualcuno impiegherà 2000 persone. Sai, è stata una cosa eccezionale per noi. L'azienda, a parte che ufficialmente ancora non si sa nulla, però il manufatto che si intravede sulla destra andando verso Verona della superstrada all'altezza dei comuni di Castel Guglielmo e di San Bellino è un mastodonte. Si parla di 1500 dipendenti fissi con circa 600-700 stagionali, 3 turni al giorno. Diciamo la verità, sarà una iniezione di posti di lavoro straordinaria. Tanti si domandano perché sono venuti a San Bellino Castel Guglielmo. Mi permetto di dire che la risposta è facile. Sono venuti a Castel Guglielmo e San Bellino perché Amazon è una grande azienda mondiale, Politicamente corretta. diciamo ambientalmente corretta, che ha deciso di fare tutti i suoi stabilimenti a carbon free, come la chiamano loro, quindi a emissioni zero. Perché quindi San Bellino? Perché c'è il più grande impianto fotovoltaico d'Europa e quindi si collegheranno e prenderanno l'energia da lì. Ecco, però io volevo fare una polemica su Amazon e in generale sull'online. 20 anni fa, siamo andati poi vicino al centro commerciale Il Porto. Sì. Quando l'hanno aperto dicevano creerà problemi alle piccole aziende dei centri storici. Effettivamente i centri commerciali un po' hanno portato lì. Certo. Adesso abbiamo una generazione che ha potere d'acquisto, che ha 40-50 anni, ancora non è nativa digitale. Quindi adopera gli acquisti online, siamo ancora al 25%, che sono tantissimi. Però fra 10 anni che ci sarà la generazione quasi nativa digitale, l'acquisto online sarà secondo me al 60-70%. Quindi questo vuol dire una moria di centri commerciali da una parte e una moria ancora più grande dei centri storici. Però non è che giochino pulito il online. Hanno sede in Irlanda dove c'è l'IVA al 4%, dove c'è la tassazione bassissima, eccetera. Come si può fare a sopperire questo? Questo non si può sopperire da uno Stato solo, perché questo è il frutto della globalizzazione, il frutto negativo e un po' degenere della globalizzazione. Devo dire che sotto questo aspetto quello che hai detto lo condivido al 100%, hai detto cose vere, e di solito l'equilibrio si forma con il tempo. Però faccio un piccolo ragionamento egoistico, visto che comunque c'è, ed è difficile affermare, Bezos, il gran patron di Amazon, è l'uomo più ricco del mondo, mi sento di dire, nonostante i divorzi, mi sento di dire che per fortuna che lo stabilimento l'hanno fatto a Rovigo. Sì, però è solo questo aspetto. I 2000 posti di lavoro corrisponderanno. Non compensano assolutamente. Poi dopo, tanto per fare un accenno, anni 60-70, uno aveva una botteghetta di 20 metri quadri, faceva studiare i figli, comprava la casa al mare, stava bene di più di... Ma quello è il frutto dell'evoluzione del coso. Sai una cosa, uno degli aspetti positivi di Amazon sulla superstrada è questo: sicuramente per una provincia come la nostra, che ha dal punto di vista urbanistico tutto già attrezzato e anche dal punto di vista viario, perché lì si incrociano 2 autostrade e la superstrada, sia elemento, e lo sarà sicuramente, elemento di attrazione per altre componenti logistiche che verranno ad allocare i loro impianti, e sono sicuro che nei prossimi anni vedremo altre grandi aziende. Sistemassero anche la macro area di Arquà e Villa Marzana, sarebbe cosa buona e giusta. Se vuoi un giorno parliamo di questo. Ne parliamo domani ci ritroviamo e parliamo di questo. Va bene. Ok? Va bene. Alla tua.